Ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com. Ho fatto spelling sulla parola amici perché qualcuno pensava che io dicessi nemici, ma potete voi mai essere dei nemici per me? Io vi adoro, soprattutto quando usate la difesa 300 nelle vostre partite, quindi oggi voglio farvi vedere, ce la posso fare, un trucco sporco, chiamiamolo così, per vincere nelle partite velocissime, lampo e bullet su internet. Hanno provato a farla due volte, due giocatori di fila diversi con me, al che ho capito che questo è un trucchetto che non conoscevo, per fortuna non ci sono cascato, però diciamo che se non lo conosci bene rischi di andare in posizione non proprio favorevole. Io apro praticamente sempre con D4, C5, una sorta di benoni, no? Se si spinge in D4, D6 e 4. Cavallo F3, quindi probabilmente, no, senza probabilmente la migliore è spingere. Siccome in una partita veloce appunto non me la sento di prendermi i rischi di spingere i pedoni troppo in avanti, ho giocato cavallo F3. A questo punto cattura, la mossa migliore ancora una volta è catturare con la donna, però qui spesso e volentieri si cattura e anch'io nella partita ho catturato col cavallo, onde evitare di catturare con la donna e trovarmi poi subito cavallo C6 che mi minaccia la donna che poi la devo mettere in qualche posizione, quindi ho catturato di cavallo. Questa cattura di cavallo, che è però sbagliata, permette al nero di giocare E5. Ora il cavallo ha tre essenzialmente posti dove andare, F5 non lo prendo neanche in considerazione. La ritirata su F3 dove era prima, in B3 dove è un pochettino fuori gioco e in B5. Ti sembrerà assurdo, ma la mossa corretta è B5, ti spiego subito il perché. L'idea di andare in B5, come in una delle varianti della siciliana, è proprio nel cercare di fare pressione su questo punto di 6, di metterci davanti il cavallo, così costringiamo al nostro avversario a darci l'alfiere camposcuro. Quindi per evitare questo essenzialmente il nero qui gioca D6 e la partita continua. Ovviamente non fa nulla lo scacco con l'attacco sul cavallo, semplicemente sia perché possiamo ritirare il cavallo o meglio ancora possiamo giocare, sviluppare l'altro cavallo e lasciare sempre che l'altro cavallo poi vada su D6. Per esempio a 6, cattura, alfiere cattura, donna cattura e qui siamo assolutamente dominanti e in questo preciso momento evitiamo anche al nostro avversario di fare l'arrocco, ok? Quindi questa è la risposta corretta, cavallo B5, ma chi in una bullet che non conosce tra l'altro questo tipo di giocata va a giocare cavallo B5? È molto probabile che c'è la ritirata su cavallo F3. Attenzione bene, su cavallo F3 c'è cavallo F6, dice cavoli che bello, qui il mio avversario mi ha lasciato in presa un pedone, sai, nella partita bullet una sbadataggine può scappare. Qui non mi ricordo cosa ho giocato, avevo giocato G3, che dice che è una mossa buona ma non è delle migliori. Attenzione a non catturare su E4, perché su questo tipo di cattura c'è donna in A5 con scacco e attacco imparabile sul cavallo. L'unica cosa che si può fare è cercare di difendere il proprio re con un cavallo, con un alfiere, con una donna e qui semplicemente si perde un pezzo. Attenzione a questo trucchetto. Quindi qual è l'antidoto contro questo trucchetto? Essenzialmente è andare col cavallo in B5. Da qui in poi le posizioni si rovesciano, nel senso che siete voi in una buona situazione. Appunto, se comunque vi ritrovate in questa posizione, come continuare? O cavallo C3 o anche G3 è molto buona. La spinta qui in realtà non fa tanto paura, proprio perché il nero sta spingendo così avanti un pedone che sarà poi difficile da tenere. D5, wow, è molto azzardata, qui si può giocare G2 seguita da C4, cavallo C3, non so se il nero riuscirà a tenere poi i suoi pedoni. Si potrà poi cambiare con l'alfiere il proprio cavallo, che è il difensore di questi due pedoni, dunque io penso che qui il bianco sta parecchio bene. Bene, spero che, non so se la conoscevate già, spero di avervi condiviso qualcosa di nuovo. Siccome me l'hanno fatta due giocatori di fila diversi,
Ho proprio capito che è un sistema, è un trucco. La gente si studia tutti, ma nulla sarà mai così forte quanto la difesa 300. Ci vediamo nel prossimo video. Io ti obbligo a commentare, a lasciare like e a condividere questo video con i tuoi amici. Ciao, noi ci vediamo domani. E ora per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!